Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, ragazzi, non ho abbandonato NGL Biathlon, semplicemente mi sono preso una piccola pausa e andiamo avanti, continuiamo perché abbiamo ancora tanto da vincere, meno 16, meno 20, siamo in Austria, no, eccolo qua, e andiamo ragazzi, voglio ancora vincere tanto, però è chiaro che sono dovuto prendere una pausa perché ho fatto tipo 602 video in 602 minuti, avevo bisogno di... Ah ok, abbiamo la gara in seguimento, vai! Partiamo da primi, quindi la cosa è molto eccitante. Abbiamo anche un bel vantaggio, se non erro. Che cazzo, 7 secondi di vantaggio sul secondo. Come per cortesia, eh? Adesso un attimo di prendere la mano perché soprattutto la parte al poligono è sempre difficile dopo una pausa. La veneziana vuole continuare a dominare il mondo. Abbiamo perso qualcosa da mano. Oh, Giacomel è sempre là comunque. Signori, Tommaso Giacomel. Tararara. Non so bene fare solo il nostro lavoro, cioè andare a vincere. Veneziano è proprio nel suo prime più puro, il campione del mondo in carica. E vuole continuare a stupire con la sua nuova tuta arancione, orange. E andiamo al first polygon in the world. Possiamo anche andare, non dico pianissimo, ma neanche, diciamo, forzare troppo. Ok, non male, non male. Mandzukic, errori di Mandzukic, godo. Due errori di Mandzukic, Giacomel, nessun errore ragazzi. Jack vuole ancora i podi ragazzi, non molla Jack. Jack non riesce a mollare. Non c'è niente da fare. Ed è bello vedere un, diciamo, un atleta comunque ormai nella parabola discendente che ha vinto tutto, 5 mondiali, 11 titoli, cioè scusate, 5 coppe di cristallo, 11 mondiali, 3 olimpiadi e ancora nel gota dei grandissimi, grande Tommaso. Il veneziano però vuole veramente spingere, vuole proprio non aver diciamo problemi. Non se riusciamo a aumentare un po' il vantaggio. 9 secondi, 2 secondi di vantaggio guadagnati nel second laps. Koch terzo, c'era il buon Koch terzo. Vai. Seconda. Secondo poligono per il talentissimo. Ok, alla grandissima che il secondo. Vediamo già com'è. Il primo andato, secondo andato, terzo andato. Non sbaglia nulla Giacomel, ragazzi. Jack vuole l'argento. E vuole la doppietta Italia. 11 secondi di vantaggio, ragazzi. Guadagniamo anche al poligono. Ormai veneziano è di un altro pianeta. Come il Sega Saturn, tutto un altro pianeta. Scusate, ragazzi, momento di panico come abbiamo. La legge comundiana è applicata anche qui in Austria. Abbiamo ancora tantissima barra, non stiamo neanche tirando troppo, ragazzi. È uno spettacolo questo Pume. E andiamo già per il terzo poligono quando c'è gente che ancora
a fare, diciamo, i giri della penalità del secondo poligono. Mamma mia, che talento il Cume. Cerchiamo di continuare così che voglio il bandierone. Mamma mia, il Cume è un cecchino infallibile. Il Cume se ne va, Giacomel comincia. Giacomel, errore di Jack, errore di Jack. Doppio errore di Giacomel, questo è positivo perché non voglio il podio di Giacomel, sono un porco. Adesso il vantaggio è siderale, signori. 17 lunghissimi secondi da Leston e Kulbin. Crisi nera per Leston e Kulbin, che ha solo 18 secondi. Che bello. Queste sono le gare che vogliamo del Cuba. Questa è una gara in inseguimento senza storia per adesso, però insomma, per perderlo fare 102 errori, raga. La vedo un po' impossibile. C'è ancora qualcuno che sta sparando al terzo poligono. Mamma mia, signori. Mamma che Cume. Mamma che Cume. Leggendario veneziano, non sbaglia un colpo, è anche velocissimo. Mamma mia, signori. Mamma mia, signori. Un Cume sublime. Qui ci andiamo a prendere anche il bandierone, signori. Il bandierone. Meritatissimo. The Masterpiece Cume, The Masterpiece. Attenzione, Giacomo non ne sbaglia uno. Vediamo se cambiato qualcosa nella classifica. Vediamo. Signori, spettacolo puro in Austria. Una delle migliori gare in assoluto di veneziano nelle gare in seguimento, dove proprio sono partito prima a 7 secondi. E finisco forse a più di 20. Tiriamo adesso perché, signori, c'è la bandiera. C'è la bandiera. Eccola qua. Eccolo qua, signori, il più grande, il mas grande o il mas grande. Lascio sempre a voi la scelta. Il talentissimo ne vince un'altra. Stagione da record per il campione italiano. Grande impresa, 19 secondi, distrutti tutti. Ma Mandzukic si prende il podio comunque. Mandzukic non molla, Questo beh, è bello vedere comunque un Mandzukic che tenta il tutto e per tutto. Ma signori, il Cume è di un altro pianeta. Adesso abbiamo, la staffetta, ce ne sbattiamo il cazzo d'un lavoro in città. Skip. Ok. E adesso andiamo per la Must Start in Austria, signori. La mappa 3 gradi, meno 11, meno 15. Questi sono anche i gradi cumendiani. Quando questa temperatura qua... Ed è caldo. Quella a me, faccio fatica con la temperatura media. Vai. È l'unica disciplina dove non siamo primi, Non abbiamo la maglia di specialità. C'è la Kulbin, c'è la Leston e Kulbin. Noi siamo terzi. Il veneziano vuole ovviamente la vittoria anche qua.
la pretende il Kume. Attenzione che Mandzukic c'è una bella lotta con Mandzukic, ma se il talentissimo fa il suo, sono cazzi per gli avversari. Hai cambiato anche qua il circuito. Vai, subito bella velocità di veneziano. Il Kume si è preso la first position. Mandzukic e Kulbin veneziano sono loro a dominare. Un secondo di vantaggio per il Kume. Nella mass start Kume viene. Bella la mass start perché non siamo primi, quindi dobbiamo prenderci la coppa di specialità, ragazzi. E andiamo, il primo poligono, su qua Mandzukic tira secondo me. Eccolo qua, subito Mandzukic, bello gasato. Spariamo quasi in simultanea, ma Mandzukic è leggermente in vantaggio. Ha preso qualcosa Mandzukic, sempre forte Mandzukic. Sempre un bellissimo atleta. 2 secondi, ho sparato più lento di 2 secondi secondo me all'incirca. I due tenori, ragazzi. Mandzukic è incazzato nero perché ha dei parametri fortissimi, sa di essere il suo prime, ma c'è un talento troppo più forte in questo momento. Però sta scappando un po' via, Marietto. Perché lui è Marietto Mandzukic, signori. Adesso qua devo spingere tanto per recuperare. Ed è qua il Kume che recupera tutto, bravo Kume. Questa è una bella gara, 0-6, dopo il resto è già molto dietro con veneziano, sta cominciando a spingere. Adesso qua sicuramente prende qualcosa l'ucraino. Vitali Manzin, per noi Mario Mandzukic. Mazin sarà, credo. E siamo al secondo poligono. Mette l'acceleratore, veneziano e Mandzukic ci sbaglia. Veneziano ha messo l'acceleratore e Marietto ha sbagliato. Ciao Marietto. Fino a questo momento il Kume è veramente a livello proprio mentale devastante. Cinque secondi su Kulbin e Marecek, il sempreverde Marecek. Ci sono anche i mondiali, voglio fare bene i mondiali, non solo le Olimpiadi, ma sono comunque importanti, ragazzi, devo portare a casa medaglie d'oro, ovviamente. Il Kume vuole entrare nella leggenda, ragazzi, si vede. Finché dobbiamo ritirarci. Quando ci ritiriamo, quando proprio vediamo che i parametri sono veramente minimi, ci ritiriamo. Ma voglio vincere tutto, cazzo. Voglio diventare il più grande di tutti, il mas grando. Perché è mas grando, mi piace mas grando. Siamo al penultimo poligono. Il vantaggio di 7 secondi. Il Kume vuole asfaltare tutti.
Il Cume è veramente nel gota, eh. Ha fatto bene comunque questo riposo, eh. Boom boom. Mandzukic tutti giusti per Mandzukic, ma il Cume è velocissimo. Però i 7 secondi sono diventati 4 e 8, eh. Ho perso parecchio al poligono. Beh, Cume è buono. Prendiamo la seconda vittoria consecutiva. Il primato nella Coppa di Specialità. All'ultimo poligono. Cioè Pacal è adesso, appena finito adesso, il terzo poligono. Quattro secondi e 7, Mandzukic non molla, ha guadagnato un decimo. Ultimo poligono per il talentissimo. Non possiamo permetterci l'errore, però, eh. Un po' lento, ma va bene. Ne sbaglia anche uno Mandzukic, sbaglia anche Marek, attenzione Kulbin rientra però, questa non ci voleva, Kulbin secondo, rimane forse al comando della classifica, porca miseria. Adesso vediamo l'intertempo. No, Kulbin è terzo, dai Mandzukic, tieni duro, tieni duro Mario. Vogliamo vincere un'altra fottutissima gara, mamma mia che fenomeni. Ancora 0 errori. Guarda come spinge il venezianone. 9 secondi a 3. Ed è un'altra grandissima impresa. Che stagione, signori. Stagione veramente importante, quella del talentissimo. E c'è un'altra bandiera, ragazzi. Ed è la seconda bandiera. È la seconda bandiera del video. 2 su 2. Mamma mia. Che potenza quest'uomo. Kulbin terzo. Vediamo la classifica. Forse siamo a pari merito. Ho paura, Vediamo. No, cacchio, 11 punti di vantaggio, godo. Adesso abbiamo l'individuale in Finlandia. Più 10, più 6. Allora. Andiamo con questo. Vai, questo è l'individuale. Qua non dobbiamo sbagliare, che sono 20 secondi di penalità. Quindi non abbiamo fatto 0 errori, ma dobbiamo continuare così. Aiuto. 10 punti solo di vantaggio però
Era Mastart, eh? Sono pochi. Vai. Individuale, forse la più difficile delle discipline. Qua ogni errore al poligono è praticamente la fine. Qua difficilmente lo recuperi un errore, eh? Sì, non una scelta forse felice la salita così. Infatti si vede. E che dobbiamo spingere. Non siamo velocissimi, eh? Però siamo già ottavi. Vai Cuba, spingi adesso. I 5 gradi non mi aiutano per il bonus. Devo aumentare un po' la temperatura. Prima tappa finlandese. E qua cominciamo già a vedere il green. Bravo Kume. Ok, primo poligono. Marecek 0 errori, Mandzukic 1 errore, Giacomelli 3 errori, Giacomelli fuori da tutto. Giacomelli in una crisi nera. Buono. E bravo sto Kume. Mamma mia, il venezianone in un momento magico, stiamo calmi. Può diventare la stagione più vincente di sempre per un atleta di biathlon. Andiamo in discesa qua che è fondamentale. Marecek a 0 errori, Tannermaier un errore. Secondi e 2, benissimo. Questo sì che è il prime comendiano. Qua superiamo tutti, raga. Però non abbiamo margine di molti errori. Abbiamo margine di un errore forse adesso. Adesso andiamo verso il secondo poligono, ma la gara è lunga, le gare individuali sono lunghissime. Sono molto dure le gare individuali, quindi nulla è scritto. Andiamo per il secondo poligono. Il vantaggio è clamoroso come tempo, però siamo un po' sul cazzo. Ho tirato troppo. Nonostante un battito alto, veneziano spacca tutto. Siamo veramente di un altro pianeta in questo momento, eh?
Devo tirare meno però sul ponte. Vai. Bionaz secondo, è bello vedere Bionaz secondo a 10 secondi. Finora è un cume leggendario. Altra bella salita. 12,4 di vantaggio, molto bene. E andiamo per il terzo poligono con la tranquillità di un cume a dir poco devastante. Bionaz 0 errori comunque, attenzione. Non ho margine, se Bionaz fa 0 errori non ho margine con 12 secondi perché ne perdo 20 se sbaglio il poligono, quindi aumentano a 14. Gara mastodontica di Veneziano, non c'è dubbio su questo. Sulla lunga distanza poi siamo ancora più incredibili. Ok, andiamo per il penultimo poligono. E questo è importantissimo. No, eccolo là. Eccolo là, errore che non ti aspetti. Eccolo là. È arrivato il primo errore del video. Peccato. Peccato. Nonostante tutto, solo 3 secondi e 5 di ritardo con un errore incredibile. Pesante però sto errore, ragazzi, Peccato. Devo farlo piuttosto all'ultimo, no? Adesso che sono la pressione all'ultimo poligono. Non si può sempre essere perfetti. Sono anche stanco, cazzo. Ho sprecato molte energie. 3-6 di ritardo. All'ultimo poligono 2 errori per Bionaz. Però attenzione a Pakal però. Bionaz ci fa un bellissimo regalo. All'ultimo poligono. Adesso diciamo il pericolo da Pakal. Tannermeier 2. Mandzukic male. Diciamo tutti i big stanno sbagliando. Ancora tutto nelle nostre mani. Siamo secondi in questo momento, ma ha fatto addirittura 2 errori all'ultimo poligono Bionaz. Recuperiamo anche bene. Un secondo recuperato. E adesso vediamo l'ultimo polig. Perché siamo molto stanchi, La possiamo tirare. E adesso vediamo il vantaggio. Il vantaggio c'è nonostante l'errore. Attenzione, Coltea. 0 errori per Coltea, anche per Pakal. La vittoria. Non dobbiamo fare nessun errore. Due errori addirittura. Un peccato. Butto via anche il podio. Sono arrivato troppo stanco al poligono, poca barra blu. Vabbè, ci sta, ragazzi, 3 errori. E siamo settimi con 3 errori, comunque fa capire la forza del Kuma. Il problema è che non me l'aspettavo. 3 errori. Vedi, questo è il biathlon. Qualche gara la Cappelli. Mi dispiace non andare a podio, però.
Paccara ha festeggiato tantissimo col suo allenatore perché ha sentito in radio un veneziano veramente scandaloso nell'ultimo poligono. Peccato. Che con un errore era impossibile purtroppo. Veneziano ci sta anche provando, ma il podio chiaramente, forse anche la top 10 è impossibile. Ci sta, cioè, 3 errori sono tanti, ragazzi. 3 errori sono un'enormità nell'individuale. Speriamo di non perdere il primo posto nella classifica di specialità. Qua recuperiamo anche tanto, però sempre quinti. Complimenti a Pacal, che probabilmente vince Pacal. O per poco da Coltea comunque. Quinti, ma secondo me finiamo. Speriamo in top 10 almeno. Ah, che male però. Brutta questa, bruttina. Top, addirittura no, è bravo. È bravo sto. Ogni tanto qualche cappella ci sta. Vediamo un attimo. Vabbè, qua un dominio assoluto. Individuale siamo bene, bene, dai, siamo messi bene. Sappiamo, vabbè, questa chi se ne frega. E adesso ce ne sbattiamo della mixed. E andiamo, adesso abbiamo le ultime tappe, facciamo questa e dopo andiamo con il World Champ. Ok. Meno 11, meno 15. Mi girano un po' i maroni, però ci sta. Questa è dimostrazione che comunque a vedere le Olimpiadi fai sti errori e perdi le medaglie come le ho perse lo scorso anno. Incredibile, no? Devi indovinare sempre le cose giuste. Adesso sprint. Adesso torniamo a comandare dopo. Comunque 3 errori non belli, eh. Preferisco sbagliare su una gara 3 che su 3 gare 1. Se è tipo 1-1-1 sinceramente. Però è chiaro che comunque rosico. Io voglio vincere tutto. Il veneziano comincia la sua avventura qui in Norvegia. Di solito un percorso che ama tantissimo il come dove fa tantissime medaglie. Vediamo. E dopo abbiamo i mondiali. Partenza non bellissima, ma la sprint sappiamo che è un po' il tallone d'Achille come indiano. Da fare bene la sprint perché poi abbiamo l'inseguimento, eh. Partenza un po' così. Mandzukic un errore comunque. Siamo un po' lenti, eh. Partito forte Mandzukic. Questo tramonto norvegese meraviglioso. Siamo un po' alti. Dibattito. Speriamo bene. Primo poligono da autentico fuori classe. Mamma mia che primo poligono. Boom. Danoni a primi.
come vuole rispondere alla gara un po' così. Marecek 0, attenzione che Jonas Marecek ha comunque 0 errore relativo. Sempre un grande atleta Marecek. Ormai amiamo tutti questi avversari che ci hanno accompagnato tantissimo in questo inverno barra primavera. Stiamo spingendo veramente forte, Non possiamo permetterci l'errore però, Questa è l'unica cosa certa. Come spinge il Kuma, ragazzi, come spinge il Kuma in questo passaggio. Bellissimo Kuma, andiamo a prenderci l'oro. Prendiamoci l'oro. Marecek è al parterre. È già con gli occhi sconsolati. Ma gesto di fair play, applaude già il Kuma perché ha capito che non ce n'è per nessuno. 9 secondi di vantaggio. Dieci secondi di vantaggio per un atleta devastante. Peccato la macchia di prima, però Fiori su 4 gare, 3 ori, perché salvo non so cosa, è oro anche questo. Molto bene. 10-1. Il veneziano va a concludere un'altra gara incredibile. Signori, il Kuma guadagna ancora, secondo me, vediamo se è così. 16, 15, 14, sì, altri 2 secondi pieni guadagnati. Salvo cataclismi, ennesimo oro. Ed è altro oro mostruoso. Very good, Kuma, very good. Andiamo con un bel vantaggio. E adesso nebbia però, che sfiga in questo inseguimento, che palle. Scusate. Sì. C'è l'incognita qua. Avevo un bel vantaggio, però avevo un'incognita, non sparare tranquilli. Che palle. Vai. Vantaggio abissale, 12 secondi dal secondo. Però la nebbia corrompe i maroni, anche per le traiettorie. Ora rompe un po' i maroni.
vantaggio già bello arrogante. 12-8. Ricordo sempre il livello insane. Noi stiamo vincendo tutte al livello massimo. Siamo ormai già al primo poligono. Molto corto il giro. Sembra un po' il vecchio Hockenheim. Con calma. Errore, che la nebbia è veramente orrenda, la soffro sempre tanto. Si riapre un po' tutto, insomma risbagliano anche gli altri, speriamo. Sono tutti più lenti, ragazzi, sono tutti più lenti. Quanti errori con la nebbia, quanti errori con la nebbia, siamo iper tranquilli ancora. Tantissimi errori con la nebbia, per fortuna. Ho perso pochissimo. Perché Vasilev non ha fatto errori, solo per quello me ne ha molto indietro Vasi. La nebbia, ragazzi, dà fastidio a tutti. Comunque col fucile Gold andiamo meglio perché il mirino è un po' più illuminato. Fa più contrasto, diciamo. Qua la Norvegia sta soffrendo perché prima Giacomelli, adesso Veneziano stanno dominando il biathlon. Però ragazzi, sono uno spettacolo. Veneziano forse ancora più devastante di Giacomelli. Però ha vinto di più Giacomelli, molto di più. Ma è molto più vecchio anche del Kuma. Vai. Altro errore, niente, c'ho sta nebbia. Sta rompendo i maroni. Secondo errore. Sbaglia anche Vasilev. Stanno sbagliando tutti, ragazzi. Sta nebbia è veramente pesante oggi. Consolazione che stanno sbagliando veramente tutti. Però ho perso. Ero da 18, sono a 12 secondi, Bravo Frey, 0 errori. Norvegese, ovviamente. Questo è il Kuma che vogliamo. Qua guadagno 2 secondi, però so Frey che chiaramente non è un favorito e quindi si vede che non è la nostra potenza. Ma noi siamo già al terzo poligono. Vediamo se riusciamo a fare un poligono pulito. Ciao, per fortuna un grande vantaggio nella sprint, cazzo. Buono. Molto bene. Finalmente 0 errori. Adesso possiamo gestire un bel vantaggio. Anche Basile 0 errori, Frey un errore. Torna secondo il Vasi.
Però 20 secondi quasi. Qua rischiamo l'ennesima bandiera. Giacomelli inizia veramente a crollare in maniera importante. Un po' di campione. Vantaggio del Cume devastante adesso. Ultimo poligono. Possiamo fare anche 2 errori forse. Un Cume straripante. Un errore tanto per mettere un po' di pepe. Non c'è nessun problema. Cume rimane in testa. Grande Vasilev però. Vasilev mi ha recuperato qualcosina, è sicuro. Sì, 8 secondi ha recuperato il Vasi, bravo. Ha fatto un quarto poligono mostruoso e Mandzukic comunque. Oh. I suoi podi si ritiene sempre belli stretti. Bravo Vasi, complimenti a lui. E non arriva l'ennesima vittoria. 4 ori su 5 oggi, mamma mia. Che potenza. E dopo sono i mondiali in Svizzera da vincere, ragazzi. Voglio tante medaglie. Perché anche la Giacomelli ne ha 11 contro una d'oro. Signori, il Cume si sta pigliando un'altra medagliona d'oro. E qua arriva l'ennesima bandierona. Boom boom. Signori, only Cume. Che campione, ragazzi. Che campione. Ok, prossimo video mondiali, raga, da vincere. Da vincere. Andiamo a vedere. Score. Dominiamo. 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 No, qua non dominiamo. E dominiamo. Qua abbiamo la Mixed Relay. Ciao. Ok, adesso la scheda abbiamo sprint, inseguimento individuale. Vabbè, relay no, start. 1, 2, 3. Voglio 4 ore, raga. Raga, un saluto del comandante Veneziano. Ciao!